Quando la civetta di giorno compare. Ecco, questa è la civetta immaginata e scolpita dallo scultore Giuseppe Agnello. Il giorno della civetta ci riporta alle pagine di Leonardo Sciascia, con accanto questa macchina da scrivere. Inizia così questa nuova puntata del nostro programma. Parliamo, l'avete già capito, di scrittura, e ne parliamo con Gero Miceli. Lui è di Grotte, giovanissimo poeta di Grotte. Parliamo delle sue poesie, parliamo delle sue attività letteraria. Ha pubblicato questo grazioso volumetto Cori, che è appunto un libro edito da Medinova, è un libro di poesie. Ecco, parleremo man mano dell'attività e del curriculum artistico letterario di Gero Miceli, che intanto subito saluto e ringrazio per la possibilità che ci dà oggi di parlare di poesia dialettale anche, ma soprattutto, e iniziamo da qui, di parlare di Alda Merini. A Grotte si è svolta l'unica manifestazione in Sicilia dedicata alla memoria di questa grande poetessa nostra contemporanea, di Alda Merini appunto. È stata pubblicata un'antologia poetica a cura di Giuseppe Ladelfa, è stata presentata nella biblioteca comunale di Grotte. Allora Gero, intanto grazie per essere nostro ospite. Parliamo subito di questa iniziativa. Come nasce? E poi ci racconti com'è andata la manifestazione, la serata alla Biblioteca Comunale di Grotte. Bene, innanzitutto grazie per l'invito, grazie a voi e un saluto agli spettatori di questa bella rubrica televisiva che so essere anche molto apprezzata e seguita. E noi ti ringraziamo. Brevemente dico, non so se sia stata l'unico evento in Sicilia dedicato alla grande poetessa. Sicuramente è l'unico, uno dei pochi che è stato ufficiale con autorizzazione delle figlie. Abbiamo trascorso una serata bellissima, anche ricca di emozioni alla Biblioteca Comunale. Durante la serata è stata presentata anche l'antologia che citavi, questa in memoria di Alda Merini, che è stata curata dal poeta, giornalista e scrittore siracusano Giuseppe Ladelfa. Diciamo che questa è un'opera che è nata proprio come riconoscenza, come un atto di amore e di riconoscenza per quanto di straordinario ha fatto questa grande e straordinaria poetessa che è stata Alda Merini. Subito, pochi giorni dopo, già l'anno scorso, aver appreso la dipartita della Merini, il curatore ideò questa opera che poi pochi mesi dopo riuscì ad editare e che il sabato scorso abbiamo presentato evento nell'evento a Grotte, in una biblioteca che devo dire forse anche preannunciato, perché il nome di Alda Merini è un nome importantissimo. Poi c'è stata anche la direzione artistica mia, ma coordinata e anche fatta insieme appunto al noto regista Salvatore Bellavia. Salvatore Bellavia, che salutiamo, e lui ci segue sempre. Che è stato pure ospite della vostra rubrica. Abbiamo avuto tutti i posti a sedere pieni, circa 120 persone più o meno, quindi era gremita la biblioteca. Un afflato proprio ha permeato tutti i presenti, che sono stati molto partecipi, non c'è stato nessun disturbo di squilli di cellulari, quindi questo è anche un significato. Dimostra appunto l'interesse. L'interesse che c'è stato nella serata. È stato anche particolarmente emozionante rivedere dei video che ritraevano la Merini, dove citava alcune delle sue bellissime e preziose massime e aforismi, i suoi versi. Diceva qualcuno che della Merini anche i silenzi erano straordinari, con quella sigaretta sempre accesa, quel tono pacato. Ecco, in effetti una grande artista, una grande poetessa che all'Italia oggi manca, come ci mancano Pasolini, Sciascia e questi grandi maestri di pensiero.
sì, tra l'altro abbiamo anche citato Pasolini, che fu proprio uno dei primi critici che si occupò della Merini. Proprio quest'anno di Pasolini ricorre il 35esimo anniversario della morte. Ho letto anche un breve estratto di una critica che nel 1954 Pasolini scrisse sulla giovanissima Alda Merini, dove alla fine diceva: noi di fronte a questo, più o meno, che adesso non ricordo testualmente, comunque diceva, ci dichiariamo disarmati di fronte a questa geniale precocità di Alda Merini, il giovane che aveva dato alle stampe il suo primo libro, La presenza di Orfeo. Ecco, poi c'è da dire che proprio durante quella serata è intervenuta anche la figlia di Alda Merini. Che cosa ha detto ai lettori, ai presenti quella sera? Praticamente, come già accennato, abbiamo avuto, prima di progettare, coordinare e mettere proprio a punto l'evento, l'autorizzazione delle figlie, soprattutto da Emanuela, che è la primogenita, e da Flavia, che è la seconda. Quindi era un atto doveroso e dovuto, oltre che un piacere d'onore, farla intervenire ed essere così, seppure in collegamento telefonico, presente insieme a noi. Quindi diciamo, è intervenuta alla serata, ha posto i suoi saluti alle autorità e tutti gli amici presenti in sala, che sono venuti anche da varie parti, diciamo, dei comuni limitrofi di Grotte, alcuni anche da Siracusa, da Palermo, da alcune altre cittadine della Sicilia orientale, quindi questo ci riempie anche di orgoglio, siamo soddisfatti del buon esito. Rispondendo alle mie domande, la figlia Emanuela ci ha parlato, io ho chiesto, diciamo, qual era il suo ricordo più intenso della mamma Alda Merini. Lei diceva il piacere, la ricordava quando ritornava da scuola e la vedeva seduta al pianoforte mentre suonava. Abbiamo chiesto anche il ricordo, diciamo, della bambina rispetto alla mamma Alda Merini e della poetessa Alda Merini. Lei, diciamo, ci ha risposto molto sinceramente, dicendo che forse giustamente loro avevano bisogno di una mamma. Oggi, più che altro oggi, si accorgono di quanto è stata così grande come poetessa. Parliamo subito di questa antologia, parlaci di questo volume, ci sono anche dei tuoi versi. Ecco, come è strutturato il tutto? Presentaci. Sì, diciamo, appunto abbiamo detto, nasce come un atto di riconoscenza. La Delfa ha il merito di aver messo insieme 14 poeti, che siamo solo alcuni tra i siciliani, tutti siciliani, siamo alcuni tra i tantissimi estimatori di Alda Merini, quindi ognuno di noi ha inserito i propri versi, soprattutto la maggior parte anche delle poesie dedicate proprio ad Alda Merini. Il libro vanta tra le note introduttive, a parte una mia breve nota, diciamo a mo' di dedica più che altro, una prefazione molto esaustiva, certosina, del professore Andrea Velardi, che si intitola Biografia di una psiche, riporta vari aneddoti molto particolari e dettagliati anche di quando la Merini si recò a Messina nell'ottobre 2007 per ricevere la laurea honoris causa che le fu conferita in scienze della formazione. Tra l'altro tra i promotori c'è pure appunto il suo grande fan siracusano e amico, che è proprio il curatore di questa antologia, Giuseppe La Delfa, che abbiamo avuto a Grotte per la presentazione del libro, nonché fu poi anche promotore per il comitato Pro Nobel, che nel 2009 valse una nuova candidatura al premio dell'Accademia svedese ad Alda Merini. Quindi, diciamo, un'altra cosa che impreziosisce quest'opera sicuramente sono due poesie inedite della Merini, che furono dettate telefonicamente. Questa è un'altra cosa importante. Andiamo a vedere dove sono. Ecco l'introduzione, e queste naturalmente ci sono parecchie fotografie che ritraggono appunto la Merini, e poi ci sono queste due poesie inedite di Alda Merini. Io ne vorrei proprio leggere una.